intensa l'attività del Lions Club. Oggi qui al Circolo Empedocleo si inizieranno con un interessante convegno sull'intelligenza artificiale. Certamente, iniziamo questo nuovo 2025 lionistico affrontando un tema che poi è un tema nazionale di Lions International, che è quello dell'intelligenza artificiale, tra opportunità appunto e rischi. È una materia assolutamente rilevante ed attuale. La affronteremo grazie ai relatori, il professore Francesco Pira, il dottor Antonio Garufo e l'avvocato Antonino Gaziano, che hanno accettato il nostro invito. Lo affronteremo su 3 tematiche estremamente importanti su cui l'intelligenza artificiale riteniamo abbia e possa in futuro avere anche un impatto maggiore. Qual è quello sociale, appunto, che verrà affrontato dal professore Pira, ma anche quello medico e quello giuridico che verrà affrontato dal dottore Garufo e dall'avvocato Gaziano. Sono 3 ambienti in cui l'intelligenza artificiale sta già avanzando e avanzerà in futuro. Cercheremo di capire questa sera appunto quali sono i rischi, ma soprattutto quali sono le opportunità di questa straordinaria nuova attività. Professore Pira, parliamo di questa iniziativa del Lions Club sull'intelligenza artificiale. Da un punto di vista sociologico, lei ovviamente tratterà l'insieme. Sì, oggi l'intelligenza artificiale è qualcosa che stravolgerà completamente le nostre vite. È la più grande rivoluzione dopo la rivoluzione industriale e impatterà su 500 milioni di posti di lavoro, impatterà sull'educazione, impatterà sulla formazione, impatterà su tutto quello che riguarda la nostra vita quotidiana. Quindi parlarne oggi è importantissimo e il Lions ha voluto, questo lo dico nella mia veste di presidente di zona del Lions Club, ha voluto dedicare addirittura un service nazionale all'intelligenza artificiale proprio per questa grandissima trasformazione che ci sarà nel nostro pianeta con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Bisogna capire come l'uomo la userà, perché l'intelligenza artificiale in questo momento è allenata dall'uomo. L'uomo la sta usando per uccidere in Ucraina o sulla striscia di Gaza, la sta usando per salvare vite umane in medicina. Quindi bisogna capire come ci organizzeremo in futuro e soprattutto bisogna capire la seconda fase dell'intelligenza artificiale, quando scatterà, cioè quando le macchine tra di loro si parleranno senza nessun apporto dell'uomo. Dottore Garufo ci parlerà di intelligenza artificiale e il suo punto di vista da un punto di vista critico. Noi la medicina nucleare sappiamo, è ben noto che ha ricevuto un grosso impatto, ha dato un grosso impatto e ha ricevuto un grosso impatto. Noi dobbiamo dire che oggi la medicina è cambiata radicalmente ed è a un punto di svolta epocale. L'intelligenza artificiale, per la sua capacità che ha di apprendere dai sistemi, elaborare dati e proporre soluzioni, è estremamente utile, perché di problemi clinici in medicina ce ne sono tantissimi. Oggi un segmento di grande interesse è dato dai big imaging data, cioè dalla grande quantità di dati che ci derivano dalle immagini diagnostiche. Immaginiamo la TAC, immaginiamo la risonanza magnetica, immaginiamo PET, quindi l'imaging strutturale e l'imaging funzionale. Abbiamo la possibilità, con tecniche di intelligenza artificiale, di ricavare dall'immagine informazioni che fino a pochi anni fa non era possibile avere. Quando noi guardiamo un'immagine, TAC, di risonanza, PET, riusciamo a ricavare grosso modo il 10% dell'informazione diagnostica. La possibilità di applicare sistemi di intelligenza artificiale che applicano tecniche di radiomica, cioè di analisi matematica e computerizzata sulle immagini, ci permette di ricavare delle features, cioè delle caratteristiche che migliorano notevolmente la capacità di diagnosi delle nostre apparecchiature. Avvocato Gaziano, si parla oggi in questo convegno del Lions Club Agrigento Valle Tempio di intelligenza artificiale. Quali pro e contro, brevemente? Ma io per la verità preferisco l'intelligenza naturale, cioè quella dell'uomo, che appartiene all'uomo in ogni sua fattispecie. L'intelligenza artificiale, IA come si abbrevia, è possibile utilizzarla per quanto riguarda la strumentalizzazione e l'aiuto nei confronti della giustizia e al servizio dell'uomo. Non penso che possa l'intelligenza artificiale sostituire l'intelligenza che appartiene alla persona umana, per tantissime ragioni. Intanto per una ragione di cuore, di passione,
di capacità e quant'altro. Il tecnicismo e la tecnologia sono utili semplicemente ai fini di semplificare le procedure, non di sostituire l'uomo nella interpretazione e nel processo penale, perché non è possibile, secondo me, al di là di ogni cosa, soprattutto per quello che l'intelligenza, il cuore e la passione dell'uomo mettono.